Devasta il pronto soccorso, viene fermato con lo spray antiaggressione da un medico. L'episodio nella notte all'ospedale di Dolo, dove un paziente arrivato per un consulto psichiatrico ha dato improvvisamente in escandescenze. Parroco preso a pugni durante il catechismo, sindaca nuovamente presa di mira con un petardo. Nella sua abitazione a Ponte di Piave, nel Trevigiano, cresce la paura. Rissa tra studenti al parcheggio delle Corriere a Thiene, i video diffusi in rete, un campanello d'allarme che non va trascurato. Il sindaco Michelusi ha scritto una lettera a tutti i dirigenti scolastici del comune. Dalla sede del comune di Milano l'incontro con la stampa di Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, nel primo anniversario del suo arresto. Attacco al governo accusato di aver fatto troppo poco per liberare il cooperante veneziano. A Conegliano il punto sulle ricerche di Matteo Vendramini, il 31enne scomparso il 7 ottobre scorso e visto per l'ultima volta a Rua di Feletto. Due gravi incidenti sono accaduti a poche ore di distanza tra Castelcuco e Montebelluna. Nei due schianti feriti 5 giovani, 3 in condizioni gravi. Ultimo sabato di campagna elettorale per i candidati alle regionali. Stefani lancia Generazione Veneto, Manildo incontra gli studenti universitari, in campo anche ministri e segretari di partito. Dopo qualche settimana in bacino San Marco il delfino Mimmo è stato trasferito nelle acque della Laguna Sud. Il tentativo però è fallito, il delfino è già tornato indietro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il caos accaduto nella notte al pronto soccorso dell'ospedale di Dolo, dove un uomo ha devastato il pronto soccorso ed è stato fermato da un medico che ha utilizzato lo spray antiaggressione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dal raptus improvviso che ha colpito un paziente arrivato nella notte al pronto soccorso di Dolo per una consulenza psichiatrica, ma i macchinari degli ambulatori di Area Verde sono fuori uso e i danni in fase di quantificazione ammontano a migliaia di euro. Per fermare la furia del paziente è dovuto intervenire con lo spray antiaggressione uno dei medici del pronto soccorso. Lui, un 35enne di Chioggia, aveva appena finito il consulto, ma nel momento in cui la psichiatra ha lasciato la stanza ha iniziato a rovesciare armadi e postazioni tecniche lanciando oggetti contro il personale, proseguendo poi negli ambulatori vicini dell'area verde. Quando però il 35enne si è trovato di fronte all'area rossa, per impedire che altre persone potessero essere messe in pericolo, è avvenuto l'intervento dei medici del pronto soccorso con lo spray antiaggressione, che ha consentito alle forze dell'ordine di immobilizzarlo e contenere anche i suoi successivi tentativi di nuove violenze. Il paziente è stato affidato all'ospedale di Dolo sotto il controllo delle forze di ordine pubblico e si indaga sulle motivazioni cliniche e personali che ne hanno potuto scatenare la furia. Aggredito davanti alla canonica di Ponte di Piave, Don Antonio Ziliotto, dopo le cure al pronto soccorso, è tornato alla sua attività con i bimbi e intanto anche la sindaca è stata presa di mira ed in paese cresce la paura. Botte e pugni che gli hanno rotto gli occhiali, colpi sferrati senza nessuna motivazione. Don Antonio Ziliotto è stato colto di sorpresa dall'aggressore, un uomo conosciuto alle forze dell'ordine che prima lo ha raggiunto fuori dalla canonica, poi lo ha insultato e preso a botte. Tutto davanti ai bambini arrivati per seguire il catechismo e ai genitori che li avevano accompagnati. Poteva andare peggio, ci dice, ora sto bene. Il parroco si è recato al pronto soccorso per essere medicato, se l'è cavata con qualche giorno di prognosi. Il motivo di questo assurdo gesto non c'è. Incolpa tutti per i problemi che a lui termina Don Antonio. Già ieri il parroco è stato contattato in privato dal vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, che gli ha portato alla sua vicinanza e solidarietà. Nel comune cresce intanto la paura, ma anche la preoccupazione. I cittadini preferiscono non farsi riprendere perché, ci dicono, questa persona gira ed è aggressiva. Solo un cittadino ci parla a microfono. Io sono qui da poco, quindi non lo conosco, non so bene tutti i fatti. Chiaramente è una cosa riprovevole. Io sono preoccupato per il Don, è una bravissima persona e sicuramente mi auguro che chi di dovere faccia qualcosa, perché non si può lasciare persone in giro così. Ma Don Luigi non è l'unica persona finita nel mirino di questo aggressore. Anche il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma, si è trovata di fronte all'uomo proprio davanti alla sua abitazione. Mi stavo recando a casa dopo la trasmissione e entrando nella mia abitazione ho notato una persona di fronte alla mia abitazione e appena vicino
al cancello d'ingresso ho visto un petardo con una miccia che stava per prendere fuoco. Ho chiamato immediatamente mio fratello e i miei familiari, poi le forze dell'ordine, sono riuscita con l'acqua a spegnerlo e chiaramente è una situazione che mi mette molto in difficoltà, soprattutto perché ci sono una serie di situazioni che sono venute a verificarsi e questa è l'ennesima di una delle tante. Una soluzione va trovata. Si tratta di episodi reiterati nel tempo che stanno preoccupando non poco i cittadini. È stato individuato e denunciato dalla polizia lo straniero presunto responsabile dell'aggressione a Vicenza l'altro pomeriggio, dove un uomo che aveva notato questo straniero che si drogava nel giardino condominiale l'aveva invitato ad andarsene. Sentiamo. Vittima di una violenta aggressione, un residente di Viessella ha raccontato la sua disavventura ai nostri microfoni. Minacciato, si è sentito dire "ti ammazzo", per poi essere picchiato per aver invitato ad allontanarsi un uomo mentre stava per consumare della sostanza stupefacente nell'area condominiale. Uomo che ha reagito con violenza, sferrandogli un pugno al volto per poi dileguarsi. Aggressione che è costata a Matteo Rossato 2 denti, delle ferite alla testa e all'arcata sopraccigliare. L'uomo, riconosciuto anche grazie al filmato della vittima che aveva poco prima ripreso la scena con il suo smartphone, è stato rintracciato in poche ore dagli agenti delle volanti che insieme ai colleghi della Polfer di Vicenza hanno avviato immediatamente le attività di ricerca. Il presunto reo, cittadino straniero regolare sul territorio nazionale, è stato intercettato nel piazzale della stazione ferroviaria di Vicenza dagli agenti della Polizia Ferroviaria. È stato condotto in questura da un equipaggio delle volanti e al termine delle operazioni di fotosegnalamento denunciato in stato di libertà. Rissa tra studenti al parcheggio delle Corriere a Thiene, botte e violenza tra i ragazzi, video diffusi in rete. Sono ormai diventate virali nei social queste immagini di violenza girate nei giorni scorsi alla stazione delle Corriere di Thiene. Ad essere ripresi i gruppi di giovanissimi coinvolti in una maxi rissa in pieno giorno. Si tratta molto probabilmente di studenti delle superiori in attesa di salire sui mezzi pubblici dopo la scuola. A riprendere col cellulare mentre si scambiano calci e pugni con inaudita violenza altri giovanissimi che hanno poi postato le immagini in rete. Un segnale preoccupante che secondo il sindaco non va trascurato. Alcuni ragazzi sono arrivati alle mani offrendo uno spettacolo poco edificante che richiama le istituzioni alla propria responsabilità di costruttori e garanti di una comunità che si possa definire civile. È fisiologico che in una città con un polo scolastico con oltre 4.200 studenti ci siano episodi di questo tipo, però nessun episodio di aggressività tra i giovani, devo dire, può essere sottovalutato e accettato, e in tal senso a questo tema l'amministrazione pone la massima attenzione sempre al fianco degli istituti scolastici. Il sindaco in merito ha poi incontrato i rappresentanti delle forze dell'ordine per fare il focus della situazione e concordare le migliori strategie al fine di tenere sotto controllo il fenomeno. Un percorso a beneficio dell'intera comunità che però va intrapreso insieme, in collaborazione tra i diversi enti. Ecco perché il primo cittadino ha scritto una lettera aperta a tutti i dirigenti scolastici del comune, esternando la sua preoccupazione per i pestaggi e la diffusione del bullismo, un campanello d'allarme che non va ignorato. Nel mio ruolo di sindaco ho sentito il dovere e l'urgenza di scrivere ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, chiedendo e al tempo stesso offrendo la massima collaborazione nel coinvolgere gli studenti in momenti di riflessione per una sinergia educativa tra istituzioni scolastiche e non. Dalla sede del Comune di Milano l'incontro con la stampa di Armanda Colusso, mamma di Alberto Trentini, il cooperante veneziano arrestato un anno fa in Venezuela. Dure parole della donna contro il governo, accusato di non aver fatto abbastanza per liberare il figlio. Ricordiamoci che fino ad agosto il nostro governo non aveva ancora avuto alcun contatto telefonico con il governo venezuelano. Fino
fino ad agosto e questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio. È Armanda Colusso, mamma del cooperante Alberto Trentini, detenuto da un anno in Venezuela, a parlare direttamente ai giornalisti durante una conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, accompagnata dalla sua legale Alessandra Ballerini, e a tenere alta la voce e l'attenzione a un anno esatto dall'incarcerazione del figlio Alberto. Mi aveva rasserenata la stretta di mano del nostro presidente Mattarella il 19 ottobre scorso alla ministra dell'istruzione venezuelana e il clima disteso e costruttivo con cui si erano tenute le celebrazioni per la canonizzazione dei due santi venezuelani a Roma. Avevo sperato che quella occasione fosse il punto di svolta per la liberazione di Alberto. Spiragli di speranza che si sono infranti con l'inasprimento dei rapporti tra Stati Uniti e Venezuela. Armanda Colusso ha ripercorso l'anno di assenza di Alberto, le lotte fatte senza alcun risultato, e a chiedere ancora una volta la definitiva liberazione del figlio. Sono qui, dopo 365 giorni, ad esprimere la mia indignazione, perché sono certa che per Alberto non si è fatto quel che era necessario e doveroso fare per la sua liberazione. Sono stata troppo paziente ed educata, ma ora la mia pazienza si è esaurita e ho finito. Grazie per avermi ascoltato. Io andrò a casa con la convinzione che parlerete e scriverete di Alberto e chiederete assieme a me a gran voce la sua liberazione. A Conegliano il punto sulle ricerche di Matteo Vendramini, il 31enne scomparso lo scorso 7 ottobre. Mi rivolgo alla comunità di Rua, che se avete dei ricordi legati a quella tragica mattinata o comunque nei giorni a seguire, dei ricordi riguardanti Matteo e i suoi vari spostamenti, anche la cosa più minima, anche la cosa più che a un primo momento può sembrare banale, di rivolgersi alle autorità competenti. Chiunque abbia informazioni su Matteo Vendramin, 31 anni, di Conegliano, scomparso il 7 ottobre scorso in zona Rua di Feletto, si faccia avanti. Non è possibile, si dice, che in un paese così piccolo nessuno lo abbia visto. Il punto sulle sue ricerche in mattinata a Conegliano ha evidenziato ancora una volta la necessità di avere più informazioni. La sorella Elena si rivolge poi direttamente a lui, sperando che ascolti e torni a casa, facendogli sapere che l'amore di chi lo attende è immutato. Mi rivolgo direttamente a mio fratello nella speranza che in questo momento lui mi possa sentire. Parlo a nome mio, ma parlo a nome di tutta la mia famiglia, di tutti i suoi amici, di tutti quelli che lo stanno cercando, che non è solo, che noi aspettiamo solamente che torni a casa e vogliamo solo riabbracciarlo. Così anche zia Lucilla, che racconta di come fino ad ora i pochi indizi non abbiano portato a nulla. Si sa per certo che il giovane ha lasciato la sua auto a Rua di Feletto, poi ha gironzolato per 3-4 ore, facendo anche una ricerca su Google Maps intorno alle 9:15, per poi scomparire nel nulla. La frazione ha meno di 1000 abitanti, quindi ci suona, come dire, improbabile che nessuno lo abbia visto. Un territorio boschivo, un laghetto nelle vicinanze, molte le zone per ora perlustrate senza esito. Il nostro timore, la nostra preoccupazione, l'angoscia, lo sgomento è proprio che gli sia successo qualche cosa. Una scomparsa la sua che lascia un vuoto enorme nella famiglia e negli amici che stanno sostenendo con ogni mezzo le ricerche. Dare una direzione alle indagini, ma soprattutto, chissà, può rivolgersi anche all'associazione Penelope, che funge da tramite con la famiglia, purché le segnalazioni siano fatte in modo corretto. Sono zia Luci, Matteo, torna, ti prego, torna. Vogliamo tenerti per mano, qualsiasi sia il motivo per cui, sempre che tu abbia voluto allontanarti, sappi che noi ti aspettiamo e vogliamo tenerti per mano. Tutti, hai degli amici meravigliosi che non si danno pace. Restiamo in provincia di Treviso con 2 gravi incidenti a poche ore di distanza, Castelcucco e Montebelluna, 5 i giovani feriti, 2 in gravi condizioni.
Dalla notte all'alba, sabato drammatico sulle strade della Marca. Poco dopo l'1 in via Vallorgana a Castelcucco, una Volkswagen Polo con 3 giovani a bordo è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un muro di contenimento. Alla guida c'era un 25enne di Asolo, accanto a lui un ragazzo di 16 anni sbalzato fuori dall'abitacolo a causa della violenza dell'impatto. Entrambi sono stati soccorsi dal SUEM 118 e trasportati d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trovano ricoverati in prognosi riservata. I ragazzi scendevano da Possagno in direzione Castelcucco e purtroppo forse gli è sfuggito il controllo della macchina stessa, tanto da invadere la corsia opposta e andarsi a schiantare contro, il muro di contenimento della collina. Fortuna vuole, tra virgolette, anche che non vi sia arrivato qualcuno in senso contrario, altrimenti la cosa potrebbe avere avuto dei connotati ancora più gravi. Meno gravi le condizioni del terzo passeggero, un 20enne seduto sul sedile posteriore. Inizialmente portato al pronto soccorso di Montebelluna, è stato poi trasferito a Treviso per ulteriori accertamenti ortopedici. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi al vaglio, l'alta velocità e un possibile malore del conducente. La strada è nota per la sua pericolosità. Quello che voglio consigliare a ognuno che vi transita è il fatto di assolutamente pensare di transitarvi nei dovuti modi con una velocità che sia adeguata. La mattina è stata segnata da un altro grave sinistro. Alle 7:20 lungo la Feltrina, all'altezza di Biadene di Montebelluna, 2 auto si sono scontrate frontalmente. Uno dei veicoli è finito in un fossato a bordo strada. A riportare le conseguenze più serie è stata una ragazza di 19 anni, trasportata in elicottero al Cafoncello in condizioni gravi. Ferito in maniera più lieve il conducente dell'altra auto, un 25enne, accompagnato in ambulanza all'ospedale di Montebelluna. Ho sentito una grande botta questa mattina. Siamo usciti, c'era già tante persone che aiutavano. I soccorsi sono venuti molto veloci. Spero che le persone, queste 2 persone coinvolte, si rimettano presto. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Secondo i residenti, in questo tratto di strada gli automobilisti schiacciano troppo sull'acceleratore. In questa strada corrono troppo veloci. Che provvedano, può essere anche messo un solo autovelox. La politica ora, il ministro della giustizia Carlo Nordio stamane a Treviso ad un evento elettorale a Ponte San Martino interviene sul tema della sicurezza in città. Dopo gli attacchi di esponenti di Fratelli d'Italia al sindaco Conte, Nordio stempera il clima rovente. Le zone calde qui cambiano, sono molto volatili, perché per esempio nella piazza dove sono nato io, a Santa Maria dei Battuti, fino a qualche anno fa si radunavano queste cosiddette baby gang, che poi si sono spostate, sono andate in via Zorzetto, poi si spostano in via Roma, ma è un fenomeno che riguarda tutti. L'altro ieri ero a colloquio con il mio omologo, il ministro danese, che anche presiede le sessioni a Bruxelles, hanno lo stesso identico problema soprattutto con gli immigrati di seconda generazione. Dopo una settimana rovente, con la crisi di maggioranza in comune a Treviso, con Lega e Fratelli d'Italia ai ferri corti sulla questione sicurezza in città, è il ministro della giustizia Carlo Nordio a gettare acqua sul fuoco, ad innescare la polemica che ha messo alle strette le 2 forze di maggioranza a Palazzo dei 300, prima l'attacco di Fabio Crea al sindaco, poi la mancata presa di distanza dei meloniani dall'avvocato esponente di spicco del partito in città. Ora a mettere dei paletti, senza citarlo esplicitamente, è il ministro Nordio che, rimarcando il suo attaccamento a Treviso, ricorda tempi peggiori, quando negli anni '80 era giudice istruttore a Venezia ed indagava sulle BR dopo gli omicidi di Sergio Gori, Alfredo Albanese e Giuseppe Taliercio. Le Brigate Rosse avevano 2 covi, uno vicino alla stazione e uno vicino a Torri da Spring, in via Inferiore. Quindi non è poi che le cose siano tanto peggiorate, è che ogni momento storico ha le sue difficoltà e poi le supereremo come le stiamo superando, ma senza drammi. Poi ci fu l'incubo dei sequestri di persona, da Marina Monti a Sergio Mosole. Fenomeni criminali seguono un po' lo zeitgeist, lo spirito del tempo. Una volta, ripeto, c'era il terrorismo, c'erano i sequestri di persona, c'era
i bombaroli, c'erano, e adesso ci sono queste che per fortuna sono molto meno pericolosi, non devono mica essere sottovalutati, però neanche enfatizzati al punto da pensare che viviamo nel Far West. Gli amici di Massimo Zen, l'ex guardia giurata incarcerata dopo aver sparato ad un ladro in fuga, gli hanno dedicato un fine settimana di sport e cani a Cittadella. CrossFit Day dedicato ai cani, grande passione di Massimo Zen, l'ex guardia giurata tornata a casa a Cittadella dopo aver scontato quasi 2 anni e mezzo di carcere a seguito della condanna per omicidio volontario nel 2017 per aver sparato a un ladro in fuga. A settembre di quest'anno la grazia dal presidente Mattarella. Zen ora si sta riprendendo in mano la sua vita grazie anche all'appoggio della moglie Franca Berto e degli amici come quelli che hanno organizzato questo fine settimana di sport e cani per dargli uno speciale bentornato. Ho ritrovato tanti amici, la vita quotidiana, per cui devo ricominciare, devo ripartire pian pianino, riprendere la salute. Dato proprio il suo amore per gli animali, gli è stato offerto dal canile di Presina di Piazzola sul Brenta l'opportunità di lavorare nella struttura. E quando me l'hanno proposto ho detto sì, a occhi chiusi. C'è un certo rammarico, c'è una certa rabbia in lei per quello che è successo? C'è e rimarrà nel tempo perché non è una cosa semplice da cancellare, però pian pianino grazie a mia moglie che ha lottato e non si è mai mossa, ricominciamo a vivere tutti e due. Ricominciate a vivere, Franca Berto, ricominciate a vivere, ricominciate anche a riappropriarvi delle vostre passioni. Certo, le passioni rimangono sempre, sono state tenute un po' assopite grazie anche agli amici appunto dello sport, questo campo è rimasto aperto, per me era doloroso venirci qua. Momenti duri che ora Zen e Berto vogliono superare insieme, anche se resta un'amara considerazione sulla situazione carceraria. Quando si sente parlare di rieducazione del condannato, lei ha trovato i presupposti per una rieducazione o può parlare soltanto di punizione? Io parlerei di rivedere il sistema per queste due cose. Per quanto ho vissuto io, non l'ho vissuta come rieducazione, a parere mio. Elezioni regionali, il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo presenta a Mestre le priorità del suo programma elettorale nell'ultimo sabato prima del voto. Mestre è centrale, fondamentale, deve avere un ruolo di sviluppo del nostro Veneto, anche dobbiamo pensare a come valorizzare le infrastrutture, il porto, le aree industriali che si possono riqualificare, magari attirando qualche grande azienda che possa fare da hub. A una settimana dal voto, Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra alla presidenza del Veneto, sceglie Mestre come palcoscenico per rilanciare il suo programma elettorale, percorso che prosegue con i ragazzi di Futura e di altre realtà studentesche universitarie. Insieme hanno stilato i 5 punti del manifesto programmatico, tra cui la casa per poter vivere la nostra regione e la nostra città in maniera giusta e adeguata, ma anche le nuove solitudini, per esempio delle fasce più vulnerabili, degli anziani che devono comunque avere le opportunità e le garanzie per rimanere nel nostro territorio. Tra priorità infrastrutturali, politiche sociali e attenzione alle esigenze dei cittadini, Manildo punta a far sentire la sua voce negli ultimi giorni di campagna, cercando di consolidare consenso e visibilità in una fase decisiva per le elezioni regionali. Un'altra cosa che dobbiamo dire è che la Regione ha lasciato un 30% di immobili di proprietà pubblica sfitti, inagibili. È fondamentale ripartire con politiche serie di riqualificazione che ricreino sviluppo, rigenerazione urbana, quindi ha proprio particolarmente senso partire da Mestre con la voglia di ricostruire il futuro unendo tutte le forze vive della nostra società. È una bellissima avventura, una campagna elettorale che ha voglia di ridare fiducia ai veneti, di stimolare la partecipazione, insieme creare futuro, avere una visione per un Veneto che ha bisogno di pensare più a lungo termine, ha bisogno di pensare in prospettiva, e mi fa molto piacere essere qui insieme a dei giovani che sono i protagonisti della nostra campagna elettorale. Ed il candidato del centrodestra alle regionali Alberto Stefani in fiera a Padova ha incontrato stamane 300 giovani per lanciare la piattaforma Generazione Veneto.
Abbiamo dimostrato e stiamo dimostrando che c'è una gioventù che ha voglia di guardare avanti, che non ha parlato di slogan, non ha parlato di questioni puramente politiche, ha parlato di questioni concrete. Un modello che vuole lanciare e portare avanti in caso di vittoria soluzioni concrete ai problemi e alle difficoltà che i giovani incontrano ogni giorno. Davanti a 300 under 35 arrivati in fiera a Padova, il candidato del centrodestra alle regionali lancia Generazione Veneto, un incontro che vuole trasformarsi in un incubatore di idee. Stefani si rivolge alla classe dirigente del futuro, alla Gen Z, a lui che, se verrà eletto con i suoi 33 anni, sarà il più giovane presidente di regione d'Italia. I temi affrontati vanno dall'inclusione all'ambiente, dalla rigenerazione urbana all'innovazione, arrivando al tema cruciale della casa per i giovani e le giovani coppie. Abbiamo proposto un piano casa anche tramite le ATER regionali che utilizzi i fondi a disposizione del piano casa e possa implementare gli stessi con delle opportunità offerte dalla rigenerazione urbana per garantire ai giovani case a prezzi accessibili ma soprattutto ad affitti calmierati, ed è uno dei fattori di attrattività anche per quanto riguarda il mondo dell'impresa e ovviamente i lavoratori. Sul palco insieme a Stefani si alternano le esperienze di start-upper, sportivi, imprenditori, volontari di associazioni, rappresentanti di istituto, e il focus va all'inclusione e al tema dell'occupazione. Sono il primo a dire che nel momento in cui in Veneto mancano 280.000 lavoratori qualificati nel 2030 abbiamo bisogno di integrare sempre di più le scuole di formazione professionale, le scuole di formazione tecnica con il mondo dell'impresa. Oggi un giovane che esce dagli istituti professionali e dagli istituti tecnici è un giovane affermato e che deve essere valorizzato tanto quanto un laureato. L'immigrazione non può essere una soluzione strategica, è una soluzione che tra l'altro non tiene conto dell'importanza di integrare sempre di più le scuole di formazione professionale, le scuole di formazione tecnica con il mondo dell'impresa. Questa è la soluzione strategica per il futuro del nostro territorio. Mentre si appresta ad affrontare l'ultima settimana di campagna elettorale prima del voto, Stefani riporta il dibattito e i temi concreti ai giovani, fa un appello per contrastare l'astensionismo guardando al Veneto del futuro. Credo sia importante andare a votare e sia fondamentale portare la propria voce. Poi ognuno può votare chi vuole, ma è importante esprimere la propria preferenza e dimostrare di essere parte integrante di una società che ha voglia di costruire il futuro e di guardare avanti. È durato poco l'allontanamento del delfino Mimmo dal bacino di San Marco. Vediamo. È diventata una presenza costante tra il bacino di San Marco e il Lido e a quanto pare intende rimanerlo. Spinto verso la laguna sud per evitare gli incidenti con il fitto traffico di imbarcazioni dell'area, il delfino Mimmo è infatti tornato a Venezia dopo appena poche ore. Per riuscire a smuoverlo in acque più tranquille si era mossa una task force formata dalla Capitaneria di Porto assieme a Comune di Venezia, Regione e Università di Padova, con l'impiego anche di mezzi di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, Guardia Costiera ausiliaria e volontaria. Rimanere in una zona a traffico intenso sta diventando troppo pericoloso per Mimmo, che negli ultimi avvistamenti presentava infatti alcuni segni di trauma sulla pinna dorsale. 6 ricercatori, allora muniti di apparecchi che producono un suono sgradito ai cetacei ma totalmente innocuo e di un idrofono per poter captare i suoni emessi dal delfino e determinarne la posizione, si sono imbarcati su 6 mezzi nautici che, procedendo in formazione a pettine lungo il bacino di San Marco, hanno creato una barriera sonica per far spostare Mimmo nella zona voluta. Per prevenire un ritorno del delfino a Venezia, i ricercatori del CERT intendevano posizionare alcuni dissuasori sonori in modo da creare una sorta di barriera permanente, ma Mimmo è stato più veloce ed è già tornato a San Marco. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi come sempre. Subito dopo la sigla l'appuntamento è con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci.